Cari amici, ben ritrovati. In questa giornata di sole siamo nell'altopiano di Farò, comune di Follina. Siamo insieme al presidente Luca De Conto, presidente del comitato festeggiamenti Farò La Bella Pedeguarda. Siamo in mercatini primavera che da oggi fino al 4 di maggio ci accompagneranno in questo bellissimo periodo di sole e caldo. Ben ritrovato Luca, è un piacere averti qui. La gente sta già aspettando, quindi saremo brevi. Ma io partirei da un ringraziamento a tutti i volontari che hanno fatto tutto questo. Sì, intanto buongiorno a tutti e grazie anche a voi di essere venuti sull'altopiano di Farò. Certamente queste iniziative senza i volontari non si possono fare, quindi un grazie a tutti i volontari che oggi, essendo 1° maggio, festa del lavoro, sono qua a lavorare. Sì, Don ha parlato di comunità e noi siamo fortunati di vivere in paesi piccoli dove la comunità è ancora importante. La comunità in questo caso ecclesiastica, ma anche la comunità civile con i suoi amministratori, con tutte le associazioni che sono il motore di tutte le iniziative che vengono fatte nel territorio. Ben venga questa unione di intenti, questo portare avanti le tradizioni, portare avanti l'amicizia, la comunità, e promuovere il nostro territorio, perché anche vivere in questo territorio credo sia un punto di forza per molti. Luca, raccontaci un attimino come si svolge quest'anno la terza edizione. Ci sono tante iniziative, una più bella dell'altra per bambini, adulti, famiglie. Con questo tempo spettacolare vi invito tutti a Farò di Follina a vivere la primavera sull'altopiano di Farò. Domani sera inizia proprio qui a Farò, nella chiesa parrocchiale, Follina racconta musica, arrivata la terza edizione con tante proposte musicali, proposte di recitazione, promuove oltre alla musica, al teatro, anche le cantine locali. È un piacere sempre visitare questo bellissimo territorio, questi bellissimi mercatini. Oggi non ce la faranno, ma nei prossimi giorni a te la parola per invitare i telespettatori a venire a visitare i mercatini e a degustare i piatti tipici nel vostro stand. Vi aspetto venerdì sera che c'è il primo concerto in Follina Racconta Musica in chiesa parrocchiale di Farò. Dopo vi aspetto sabato e domenica qui i mercatini e una buona enogastronomia. Domenica ci sarà il tipico spiedo della pedemontana, insomma. Non potevo mancare qui a Farò perché ci sono ogni anno, soprattutto per rendere omaggio ai volontari che lavorano, perché come vedete qua attorno abbiamo un paesaggio fantastico, meraviglioso, patrimonio dell'umanità, ma se non ci fossero dei volontari che riescono a valorizzarlo tutto questo non sarebbe possibile, quindi bisogna veramente ringraziare tutte queste persone, tutti questi espositori che in un giorno di festa sono qui a lavorare per rendere ancora più grande il nostro territorio. A giugno, in occasione della Sagra di Pentecoste, quindi che viene fatta a Follina, e la Sagra di Pentecoste è portata avanti, è una sagra secolare portata avanti dalla Proloco di Follina. Quest'anno per valorizzare, per dare un tocco storico a questa sagra secolare, ci sarà anche un collegamento con l'Alpago, quindi Alpago e Follina. È un pellegrinaggio storico. Quest'anno c'è stata questa collaborazione anche fra amministrazioni e di conseguenza riusciamo a dare un valore più ampio a quello che è storia, a quello che è tradizione, a quello che sono i prodotti locali, perché parleremo di lana, parleremo di l'agnello dell'Alpago e quindi l'unione tra tradizione, tra religione
tra prodotti locali sarà il punto di forza di questa manifestazione che andremo a fare alla Pentecoste, quindi a giugno. Luca, noi ti ringraziamo di averci invitato, abbiamo accettato volentieri, adesso ci accompagnerai lungo questo mercatino per descriverci un po' le particolarità. Grazie a voi che siete venuti e al prossimo appuntamento. E noi ci vediamo alla prossima puntata, noi restiamo qui a Foligna, vi aspettiamo nei prossimi giorni.